ground is wet, mirrors the black. It feels like the whole world turned its back. Yet every droplet whispers so loud. There's glory in these stubborn clouds. Let them rumble, let them cry, I'll dance until... Hola ragazzi, oggi siamo in altopiano dei 7 comuni. Dopo Gaglio siamo arrivati in località Tiefgruber, che vuol dire la buca profonda. Tief in tedesco è profondo. E andiamo prima a Malga Fossetta e poi Castelloni di San Marco. Sì. Il tempo non è dei migliori, ma forse anche meglio così il tempo, anche se non è dei migliori, almeno non si suda. sì, giusto? dai, sicuro, sudare non sudiamo oggi, dai. Andiamo, dai, Si per di qua, parte. per di qua. E siamo arrivati su. Allora, siamo arrivati a Malga Fossetta dopo una mezz'oretta di sentiero. E la Malga ha una storia un po' brutta, perché durante la seconda guerra mondiale 5 ragazzi partigiani dai 19 ai 26 anni sono stati bruciati vivi dentro nella Malga, che all'epoca non era di pietra ma era di legno, dai nazisti. Sì. È stata importante anche durante la prima guerra mondiale, ma adesso che andiamo ai Castelloni di San Marco vi facciamo vedere, perché sono delle concrezioni naturali che però sono state allargate e sistemate durante la prima guerra mondiale, quindi Sì. anche lì Qui c'era anche un cimitero della prima guerra mondiale, dove che poi è c'è anche la stato... chiesetta, no? Sì, andiamo a vederla dopo la chiesetta, dove che sono stati portati poi all'ossario di Asiago. Sono stati tirati su. Comunque qui c'è ancora un po' di neve, abbiamo visto anche le marmotte e dopo vediamo se riusciamo a vederle meglio. E niente, dai, siamo mezz'ora di cammino, poco meno, e siamo arrivati. E adesso per i canaloni di San Marco, di qua. Noi siamo venuti da di qua, non so se si vede la strada. Adesso è una strada abbastanza larga, però è un sentiero di montagna, cioè proprio... Eccolo qua. Allora, è pieno di marmotte. Abbiamo appena vista una. Un'altra, l'altra l'abbiamo vista sopra. Questa è entrata nel buco, è pieno di marmotte. E stiamo andando... Oh, guarda l'elica che fiorita, Sì, che è sì, sì, è proprio favolosa una splendida, veramente. splendida. Stiamo andando ai Canaloni di San Marco e su per di qua. E su per di qua, verso Luciano Benetti. Sentiero, questo è il sentiero Luciano Benetti. E qua a sinistra ai Castelloni di San Marco. Per il momento Il tempo regge il tempo... e il sentiero è molto piacevole, Sì, molto bello. sì, ma è un... Forse troviamo neve dentro sul canalone. Speriamo di sì, perché Sì. l'abbiamo già trovata lungo il percorso. Sì, però dai, Ci sono perfino i fiori chiusi sì. dal freddo che hanno. Allora siamo arrivati a un altro bivio. Allora, su di qua si va alla Busa dei 40 e a Cima Caldiera, dove noi siamo già stati. sì, Invece tirando su di qua si va ai Castelloni di San Marco, 25 minuti Sì. da. E poi c'è di nuovo il bivio per il sentiero, quello sì, che porta di là, che probabilmente lo incrocia una seconda sì, volta sì, esatto. dalla parte di là. E di qua giù si ritorna per l'Ortigara, Malga Fossetta. Vabbè, tanto un giro ad anello. Sì, quindi sì, adesso dai, vado su di insomma. qua. E noi tiriamo su per di qua. E nella nostra migliore delle tradizioni facciamo il giro ad anello a rovescio. Alla rovescia, per non sbagliarci. Ecco, siamo arrivati all'imbocco dei Castelloni. Abbiamo fatto il sentiero alla rovescia più in salita, perché essendo molto bagnato ed essendoci tante radici abbiamo preferito la parte più ripida farla in salita. Esatto. Comunque noi le facciamo sempre a rovescio. Sì, tutti gli esatto. anelli a rovescio. Diciamo che almeno questa volta abbiamo una scusa. Mettiamola così. Una scusa. E adesso stiamo entrando. Stiamo all'interno entrando. delle... non sono gallerie, sono proprio dei Ma tracciati. sì, questi sono dei tracciati, Che infatti. sono state allargate durante la prima guerra mondiale per servire come trincee. Esatto. Ed ecco qui. Wow! Wow, Wow! Che posto, ragazzi! Cioè, non so se si rende l'idea. Peccato che è nuvoloso. Però dai, ci siamo come posto. Ci siamo. Guarda. Da qui si vede Cima Cagliera, l'Ortigara. Dall'altra parte Cima 12.
e quindi insomma dai, questa è la vista. Si dovrebbe vedere il lago Rai, no? Sì, di qua è il lago Rai. Esatto, quella è la catena del lago Rai che Sì. si vede. Non si vede perché ci sono pieni di nuvole, ma secondo me tra un po' se ne va via. Di qua è il lago Rai praticamente. Vabbè dai. Sentiero di Castelloni. Selletta dei Castelloni. Sì. Oh, siamo a 1818 metri, per quello fa Sì. freddo. Sì, non siamo proprio qui. Ci sono ancora i fiorellini invernali, Dai. come l'Erica. A wall of stone stands proud and tall, leads to the castle where shadows fall. The gates creak open, a ghostly charm, a land of whispers, a world of harm. Oh, great castle up so high, underneath your darkened sky, your secrets linger, your echoes moan, a lonely fortress carved in stone. The storm it howls through broken spires, the wind it carries, long lost desires. Each step I take feels tight with dread, through corridors where dreams have fled. Oh, great castle up so high, underneath your darkened sky, your secrets. E stiamo entrando, purtroppo come che si vede siamo messi male. Qui siamo ai Castelloni San Marco, c'è la neve, è parecchia, inutile. Qua sono le gallerie, proviamo di qua, vediamo se riusciamo a passare, ma ehi. Niente, si dovrebbe passare dentro su queste rocce. Adesso proviamo a vedere, ma non lo so, vediamo un po' alla volta. Proviamo, dai. Sì, lo stiamo facendo alla rovescia, però non è facile, ragazzi miei. Non è facile. D'altronde è pieno di neve, un po' era da immaginarselo comunque, perché così è. Sì. Un po' era da immaginarselo. Abbiamo cercato di farlo il giro alla rovescia per non andare in discesa, però ragazzi qua si parla di parecchia neve, È pericoloso perché se su questa neve trovi qualcosa. Erba milza, trovato l'erba milza. Sì, la formazione è rocciosa, erosa dall'acqua, guardate che cavità che dà, favolosa veramente. Sempre un percorso difficile, quelli facili li lasciamo ai magri, sempre i magri quelli facili. Riusciamo ad andare fuori. All'occhio che se si cade qui si fa un bel giro di anello, cioè non voglio neanche pensare qui
Occhio qui, Abbiamo ripreso il sentiero per scendere e stiamo venendo giù per andare a Sì. farci i ravioli. I ravioli, se riusciamo, che il tempo lo tiene. Speriamo, dai, perché guardate come sta cambiando. E siamo in direzione del ritorno verso Maglia Fossetta. Comunque è un percorso tranquillo, circa partendo dove siamo partiti noi, sui 400-500 metri di dislivello, e stiamo ormai rientrando a Maglia Fossetta. Ancora pochi passi, una salitina. Salita. Sì, tanto per cambiare, cioè, si era convinti che fosse stata tutta in discesa, ma in realtà. E adesso si dovrebbe iniziare anche a vedere le marmotte. È pieno di marmotte, Dio, pieno. C'è una famiglia sopra dove c'è la malga e un po' che ce ne sono anche qui sui cosi di sassi che prendono il sole. Allora, siamo a Malga Fossetta, come potete vedere. Albano ha già preparato il La base. tavolo con la plastica, pasta L'uovo. verde A spinaci agli spinaci e rossa alla barbabietola. alla barbabietola. E adesso iniziamo Qua c'è il tirarla. mattarello Sì, e adesso dai. si inizia a fare i ravioli. Vai, passami il coltello. Oh, guardate che cuoco! Sta tirando la pasta. Sì, vedi? Si gira sopra e viene tirata e viene allungata e inizia a prendere forma. Allora, 2 anni fa noi qua abbiamo fatto, cos'era, autunno, però Sì. abbiamo fatto le tagliatelle Sì, e adesso invece facciamo i ravioli. i ravioli. Era qua, professionista, È professionista, insomma, dai, fantastico. proviamo, E mi magno. Oh, proviamo a arrangiarsi, dai, in qualche maniera. Fai vedere che sotto abbiamo messo il nylon, come che dice Massimo, che non siamo barboni, insomma, sopra al tavolo. e qua abbiamo la pentola che tra un po' mettiamo l'acqua Sì, per i ravioli, poi c'è la pentola per far saltare, Esatto. per il burro e salvia e via. Sì. Allora, siamo arrivati al terzo tipo di pasta, Sì. quella con la barbabietola. esatto. E questa la facciamo poi con i fondi di carciofo e con le noci. Strepitosa. Con le noci. E questo è il ripieno? Sì, Fondi di carciofo e noci. Esatto. Fantastico. vediamo. Era qualche cuoco. Ecco qui, abbiamo messo adesso la carta stagnola perché bolla l'acqua e vediamo se riusciamo a fare. Guarda, è pieno di marmotte, hai visto? Ci siamo, Quasi. una bella birra Questo è Albano con la birra. e abbiamo preparato, Cecilia ha preparato la tavola, Questa è la tavola Insomma, dai. pronta. i ravioli sono là, I ravioli stanno per essere infilati in pentola. Qua c'è il pane e qui ci sono dei muffin alla Esatto. ciliegia. Allora, i ravioli sono cotti e li stiamo mettendo Sì. nella pentola con il burro e la salvia, che ovviamente avendo un ripieno così, Sì. Guardate ragazzi, guardate. Cioè. posso dire che sta Cioè. stegamando da professionista. Cioè, Io non riesco neanche a sollevarla quella pentola lì, pesantissima. cioè. Dai, veramente Li fantastico. abbiamo fatti alla bandiera italiana. Evviva l'Italia! E ragazzi, è tutto gratis quello che si sta guardando qui in Veneto, ricordatevi sempre tutto gratis. I ravioli però ce li mangiamo noi. Eh sì, i ravioli sì. I ravioli non sono Mi spiace gratis. per Massimo che doveva esserci anche lui, però cosa vuoi? Prossimo giro, Ci doveva essere anche come si chiama? avventurando. Avventurato, Massimo. ma anche l'altra ragazza. Appetito. E abbiamo fatto i ravioli alla bandiera italiana. Ragazzi miei, Non vedo l'ora ripieni. di mangiarli. Questi sono quelli fatti a mano dalla Cecilia.
Questi sono muffin alla ciliegia con le ciliegie dell'albero di casa. Dai, e buon appetito ragazzi, e alla prossima. Allora tagliamo, vediamo la prova dell'apertura. Infatti a Cecilia sono perfetti, guardate, sono veramente perfetti. La Cecilia è ancora dietro al raviolo che è la bomba, una bomba. Non ti preoccupare che me lo mangio tutto con la calma. Sì, sì. Allora, e questa è malga fossetta. È sempre una bella malga, ragazzi miei, sempre una bella malga, è una cosa favolosa. Qui siamo su un posto meraviglioso, siamo nell'altopiano di 7 comuni, sul comune di Enego con precisione. Salutiamo anche il sindaco perché so che sta facendo delle belle cose, e avanti così. Prepariamo un po' la tavola, ringraziamo il comune di Enego che ci ha ospitati, ci siamo ospitati da soli ma abbiamo approfittato della malga, e facciamo un saluto, lasciateci un like, iscrivetevi al canale e noi chiudiamo qui. Cosa dici Cecilia? Sì. Non abbiamo detto che c'è anche una grande forra, come si dice, quella che è sottoterra. La Tiefgrube stavi dicendo? No, c'è una forra. Una forra che non diciamo dov'è, che è molto interessante come posto. Ah, una grotta! Sì, la grotta, no, non è una grotta, è una forra sotto dei Sono le stalattiti e le stalagmiti, Sì, no? esatto, Sì. che è qui vicino, però non è possibile sì, no, perché ci sono dei cilindri, ma non diciamo neanche dov'è, che qualcuno non si improvvisi. Dai, batti la mano e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!